La speranza dei poveri non sarà mai delusa, è il tema della giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica. Il Papa invita a riflettere su come accompagnare i più bisognosi. Ancora un'ondata di maltempo in arrivo sul Levante, dalle 21 scatta l'allerta gialla, previste piogge intense nella notte e una mareggiata che interesserà soprattutto le coste del Tigullio. Oggi giornata mondiale del diabete, specialisti in campo con iniziative in tutta la Liguria. Domani screening gratuito a Chiavari, è una malattia silente, scoperta per tempo può essere gestita. La presenza della comunità cattolica nella diocesi chiavarese dalle origini ai giorni nostri è il contenuto dell'opera letteraria firmata da 20 autori che sarà presentata domani a Chiavari. Una scuola per tutti, continua il viaggio di Telepace negli istituti cattolici della diocesi e che ci porta oggi a Casarza Ligure alla scoperta dell'asilo parrocchiale Sorelle Berisso. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Anche la nostra diocesi si prepara a celebrare la giornata mondiale dei poveri istituita da Papa Francesco e che si terrà in tutto il mondo domenica prossima. In questa occasione la Caritas diocesana, l'ufficio liturgico, l'ufficio catechistico e i responsabili dei servizi sul territorio hanno preparato un opuscolo che sarà distribuito nelle parrocchie. Uno spunto per approfondire il messaggio del Papa, per riflettere sulle nuove povertà e le forme di vicinanza alle persone bisognose. Il primo servizio. La speranza dei poveri non sarà mai delusa, sono le parole del Salmo a fare da filo conduttore alla terza giornata mondiale del povero, istituita da Papa Francesco. Quest'anno il Santo Padre ha chiesto un atteggiamento particolare nei confronti delle persone bisognose. Il Papa ci invita a fare un passaggio che abbiamo sentito anche molto vicino al nostro lavoro qui in diocesi, e cioè a passare dallo stare con i poveri all'accompagnare i poveri. Cioè, se l'anno scorso il Papa ci invitava a passare del tempo, a fermarci insieme alle persone con disagio, alle persone in difficoltà, alle persone più escluse, per comprendere e condividere la loro vita, quest'anno il Papa ci dice: ma facciamo della strada con loro. Anche oggi, scrive il Papa nel suo messaggio, dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini, un fenomeno che interroga anche la nostra diocesi. Noi stiamo vivendo un tempo in cui l'esclusione sta diventando più visibile anche per tante tematiche che ci sembravano un po' tra virgolette a posto, no? Penso ai giovani, agli adolescenti, penso alle persone che portano un disagio di dipendenza dall'alcol o dalle sostanze, penso alle famiglie che stanno un po' perdendo la speranza perché magari vedono che non si riparte con l'entusiasmo con cui si immaginava di poter ripartire, no? La Caritas diocesana, in collaborazione con l'ufficio liturgico, l'ufficio catechistico e i responsabili dei servizi sul territorio, ha preparato un opuscolo destinato a ciascuna parrocchia quale spunto di partenza per intraprendere azioni concrete. Non so come riusciremo a fare questa cosa, però è un invito interessante ed è un invito importante che facciamo anche a tutte le comunità, che sia proprio un momento di festa, non perché si fanno delle cose eclatanti, ma di festa perché riconosciamo che stare con i poveri è una benedizione. Cambiamo tema, siamo al meteo, è in arrivo un'altra ondata di maltempo che interesserà il Tigullio soprattutto questa notte. Alle ore 21 di oggi scatterà l'allerta gialla, sarà un passaggio veloce, assicurano i previsori, ma i quantitativi di pioggia saranno consistenti. Particolare attenzione poi alle condizioni del mare. Nelle prossime ore infatti è attesa una mareggiata di scirocco che potrebbe mettere a dura prova le coste del Levante. Ma sentiamo il presidente di Limet, Daniele Laiosa. Sulla metà del pomeriggio il passaggio perturbato andrà a incidere di più su Imperia e Savona, e poi proprio in chiusura di giornata, a cavallo della mezzanotte e durante le primissime ore della notte su venerdì, andare ad interessare in maniera piuttosto intensa il Genovesato e le zone del Tigullio, soprattutto quelle centro-occidentali.
Il maltempo non dà tregua. Dopo la breve pausa soleggiata di ieri, già le nuvole hanno iniziato a ingrigire il cielo nella mattinata di oggi, messaggero di un ritorno della pioggia atteso in giornata. Nella notte comunque è previsto il culmine del passaggio perturbato, che secondo gli esperti sarà abbastanza veloce, ma non mancherà di scaricare a terra diverse decine di millimetri di acqua, forse addirittura un centinaio in alcune zone. L'attenzione maggiore è riservata dunque ai rivi piccoli e medi, ma soprattutto al rischio di smottamenti e frane, più probabili laddove il terreno risulta ancora saturo dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. Tutto sommato sembra abbastanza rapido, quindi non dovrebbero ricorrere quegli elementi di staticità, di persistenza, tali per cui i bacini medio-grandi dovrebbero andare in crisi, però chiaramente se i 100 mm dovessero cadere tutti proprio in un paio di ore come sembra, oltre gli smottamenti, appunto il rischio frane, magari qualche piccolo allagamento o qualche ruscello rivo minore potrebbe andare in crisi. E oltre alla pioggia, altro osservato speciale resta il mare, perché associato al fronte perturbato è previsto l'arrivo di un forte vento di ostro o di scirocco che, come ormai sappiamo, mette a rischio in particolare le coste del Tigullio. Non sarà un evento eccezionale come quello di un anno fa, ma gli esperti invitano comunque a restare in guardia. Soprattutto per quei lidi che non hanno sufficiente protezione, mi riferisco soprattutto a Rapallo, ecco, ci potrebbero essere delle criticità legate all'onda importante da ostro che, ripeto, a cavallo della mezzanotte potrebbe eccedere anche i 4 metri d'altezza. Il futuro della casa di riposo Pietro Torriglia di Chiavari e i possibili progetti di ampliamento. Il gruppo consigliare Noi di Chiavari chiede ulteriori approfondimenti. È stata protocollata la richiesta di convocazione di una commissione consigliare nella quale far intervenire il presidente e i membri del CDA della fondazione. E poi spazi inadeguati per l'ambulatorio adibito alla terapia del dolore di Sesti Levante. A denunciarlo in questo caso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi. Chiederò chiarimenti all'assessore alla sanità. Difficile pensare che non si possa trovare uno spazio idoneo considerando il fatto che l'ospedale non è a corto distanze, avendo 2 piani e mezzo vuoti e inutilizzati, conclude Tosi. Rimaniamo in ambito sanitario, oggi si celebra la giornata mondiale del diabete, specialisti in campo in tutta la Liguria per sensibilizzare ed effettuare degli screening gratuiti. La patologia è ben gestibile, infatti, dicono i medici, se diagnosticata in tempo. La ASL 4 offre controlli gratuiti domani mattina a Chiavari, il servizio. Stile di vita sano, attività fisica regolare, controlli periodici sono alcune azioni strategiche per prevenire almeno in parte l'insorgenza del diabete e delle sue complicanze. I dati 2018 evidenziano circa 90.000 pazienti con diabete in Liguria, 7.500 nell'ASL 4. Gli ultimi dati forniti dall'OMS indicano per il 2045 una popolazione accertata affetta da diabete superiore a livello mondiale ai 700 milioni di abitanti. Il diabete è spesso silente e non viene diagnosticato con grande facilità, così ci si può accorgere di averlo solo quando i sintomi si fanno evidenti. Il diabete può colpire sia le persone molto giovani con il diabete di tipo 1, che è il diabete più delicato in un certo qual modo perché impone un trattamento con insulina sostanzialmente a vita, e il diabete di tipo 2, che invece è un diabete che colpisce le persone già più avanti negli anni. Ed è anche quello un diabete particolarmente insidioso proprio perché meno evidente del tipo 1. Sottovalutare il diabete può portare all'insorgenza di complicanze come il piede diabetico o le retinopatie. Per questo è importante svolgere dei controlli periodici. A Chiavari, domani mattina, si potrà effettuare uno screening gratuito. Saremo dalle 9 all'1 nella piazza praticamente del Cantero, saremo assistiti dalla Croce Rossa, saranno con noi a turno i medici del centro diabetologico. Lo screening è un prelievo di una goccina di sangue da un dito, non richiede più di 30 secondi l'intera procedura e avere già con il medico presente un primo responso sulle proprie condizioni di salute. Lo scorso anno si sono presentati allo screening 150 persone. 5 di loro non sapevano di avere alcunché, mentre le analisi indicavano dei valori tutt'altro che rassicuranti. Per fortuna, avendo a disposizione questo centro e i medici, li abbiamo potuti indirizzare subito a fare analisi più approfondite per verificare che non fosse solo un episodio.
Due nuovi autovelox sono in funzione a Chiavari. Uno si trova in via San Rufino, nel quartiere di San Pier di Canne, all'altezza della fabbrica Ilex. Il secondo in via Parma, nel quartiere di Caperana, davanti a Scotto Gomme. È un metodo di prevenzione e di contrasto delle violazioni al codice della strada per aumentare la sicurezza stradale e ridurre al massimo il numero degli incidenti nei due tratti, spiega così l'assessore alla viabilità Giuseppe Corticelli. I rilevatori saranno attivi 24 ore su 24 e sanzioneranno chi supererà i 50 km all'ora. Gli interventi di sistemazione dei dispositivi sono stati eseguiti dalla ditta Blind Office Energy di Valenza per un importo di quasi 44.000 euro. Allo studio poi, per quanto riguarda il quartiere di San Pier di Canne, anche l'installazione di un semaforo. Incrementare la videosorveglianza nelle gallerie di Sant'Anna e la richiesta dei consiglieri Albino Armanino e Paolo Smeraldi, che a Sesta in Levante hanno presentato un'interrogazione sottolineando come dall'inizio dei lavori di riqualificazione delle gallerie si siano riscontrate trasgressioni alla regolamentazione del traffico che viene consentito con senso unico alternato. Una condotta pericolosa, scrivono i consiglieri, che può causare incidenti anche gravi. Smeraldi e Armanino propongono dunque di installare un sistema che abbia funzione deterrente per questo genere di comportamenti. E siamo all'informazione religiosa della nostra diocesi, la storia del cristianesimo nella diocesi di Chiavari dalle origini ai giorni nostri e il contenuto dell'opera in 3 volumi che sarà presentata domani alle ore 18 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. Alla pubblicazione hanno collaborato 20 autori, la prefazione è a cura del nostro vescovo, ma sentiamo uno dei curatori, Francesco Baratta. 10 anni or sono il vescovo Alberto pensò ad un'opera omnia che potesse raccogliere la storia di questa diocesi non solo da quando venne costituita in tempi recenti, 127 anni fa, ma da quando ebbe vita sul territorio dell'attuale diocesi, la comunità cattolica. Invitò tanti studiosi, ricercatori, appassionati di storia locale. Già nelle prime riunioni venne progettato uno schema dell'opera. Si divide in 3 parti. Nel primo volume si ripercorrono le fasi cruciali dell'organizzazione pievana, la nascita di parrocchie e strutture monastiche, il consolidamento del vicariato foraneo di Chiavari e la storia nei secoli. Il secondo volume propone contributi di approfondimento. Nel terzo è pubblicato uno studio completo e del tutto originale, quale contributo per una lettura archeologica sulle prime architetture cristiane nel territorio da Moneglia a Portofino e su entroterra. L'opera è proposta non solo ai cultori di storia locale, ma a tutti coloro che amano la nostra terra e la nostra Chiesa, da chi è desideroso di conoscere il cammino compiuto, la nostra storia, nella quale si intrecciano fede e civiltà, perché queste sono le nostre radici e conoscerle dà sicurezza. Ricordare la fondatrice Luisa Moggia ad un mese dalla sua scomparsa. A questo proposito, domani pomeriggio alle 17:30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari ci sarà una messa celebrativa che sarà presieduta da Don Andrea Buffoli. Ora spazio all'economia. Oggi parliamo delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e delle novità in materia di fatturazione elettronica. Vediamo la scheda. È possibile richiedere l'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie anche quando i lavori sono stati pagati da una società finanziaria. In questi casi però è necessario osservare alcuni aspetti. Ad esempio, la società che concede il finanziamento deve pagare l'impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati richiesti. Ad esempio, la causale del versamento con l'indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. Inoltre, il contribuente dovrà tenere la ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
Slitta il termine per aderire al servizio web dell'Agenzia delle Entrate che consente di visualizzare e scaricare i documenti contabili emessi e ricevuti. Il precedente termine, che andava dal 1 luglio al 31 ottobre 2019, va ora dal 1 luglio al 20 dicembre 2019. In caso di mancata adesione al servizio da parte di almeno uno dei soggetti del rapporto economico, i file XML delle fatture saranno cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo transitorio. Il collegato fiscale alla legge di bilancio ha consentito la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'8º anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, e ha ampliato l'utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. Tiene conto dunque anche della necessità di definire con il garante le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Bene, siamo alla rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti e gli ultimi servizi. Avvenire apre come tutti i quotidiani italiani sulle notizie che arrivano dalla Serenissima. Naufragio Venezia, disastro annunciato, la città sotto la peggiore marea dal 1966, 2 vittime e danni enormi da San Marco all'intero patrimonio culturale, accuse per i ritardi del Mose, vento a 100 km/h, acqua a 187 cm, 7 in meno all'alluvione del 66, per l'80% della città sommersa, 1,20 m nella cripta della Basilica di San Marco. I reportage dalla laguna, già attivi sul campo gli angeli della bellezza, l'inchiesta, il Mose, è necessario imparare dall'Olanda. L'intervista al patriarca di Venezia Moraglia, c'è il rischio di diventare Pompei, lo Stato non fa abbastanza, zone intere vengono spopolate. E poi ancora davanti alla televisione tutti gli Stati Uniti, testi contro Trump, impeachment al via, Gaza conta 26 morti e tira razzi su Israele. E appunto rivediamo questa fotografia in prima pagina di Avvenire, è la stessa che troviamo sul Secolo XIX, Salviamo Venezia, il titolo principale. Alcuni commenti del giornalista veneziano Ferdinando Camon, cronaca di una morte a tappe, e poi quelle paratie mobili da quasi 6 miliardi attese da 40 anni, il caso appunto addirittura la fine dei lavori è data per il 2022 ma è addirittura a rischio. Altre notizie dal Secolo XIX, ex Ilva, respinto lo scudo penale, Di Maio criticato dai gruppi del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze. E poi ancora i segni dei tempi, il crepuscolo delle democrazie dietro l'angolo. Dal nostro territorio, in Val Petronio, agriturismo isolato da 10 giorni, e mentre invece a Rapallo, ragazza in balia del fidanzato integralista. Ancora da Rapallo, sulla pagina del Levante, una diga del porto di Rapallo ha depositato il progetto, un muro di 7 metri a difesa della città. Il comune convoca la conferenza dei capigruppo, il sindaco Bagnasco, ma a dare il primo parere dovrà essere la regione. 7,20 metri l'altezza prevista della nuova diga contro i 5,60 della precedente. Un anno di tempo per farla dal giorno del via libera, lo ha detto Alberto Scotti, amministratore unico di Tecnital. E ancora 10 milioni per il dragaggio nel piano dei lavori pubblici di Rapallo, la bonifica del golfo è l'opera più consistente nel programma triennale che prevede interventi di sistemazione per 35,4 milioni di euro. L'assessore Lasinio, il denominatore comune è sempre la messa in sicurezza. Ora la linea passa a Genova per ascoltare le principali notizie del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino di questa settimana dedica il titolo di apertura al mondo del lavoro con un editoriale a firma del vicario episcopale Monsignor Luigi Molinari. Ilva, quale futuro? Grande preoccupazione anche nel mondo ecclesiale per il rischio della perdita di posti di lavoro. Il cardinale Bagnasco, prevalgano intelligenza e buonsenso. Di spalla in prima pagina il richiamo alla giornata mondiale dei poveri che si celebra domenica 17 novembre. Dio ascolta il loro grido. All'interno 2 pagine speciali con approfondimenti curati da Caritas Diocesana. Centropagina il cammino diocesano con la riunione dei vicari territoriali svolta in seminario la scorsa settimana. Per una diocesi sempre più missionaria, un impegno sottolineato nell'incontro presieduto dal cardinale arcivescovo. Taglio basso della prima pagina dedicato alla nostra campagna abbonamenti che è partita questa settimana. Tutte le modalità per sostenere il settimanale diocesano nelle diverse formule di sottoscrizione. Tutte le altre notizie nelle pagine interne e sul nostro sito sempre aggiornato www.ilcittadino.ge.it.
Ultimi aggiornamenti dalla redazione, pronto Andrea Capitani, a te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca: stava andando a scuola accompagnato dal suo papà quando per cause in via di accertamento è stato investito da un'auto. È successo questa mattina intorno alle 8 in via Previati a Lavagna ad un bambino di 6 anni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che insieme ai militi della Croce Rossa di Lavagna hanno soccorso il bimbo che accusava dolori alla schiena. Fortunatamente è emerso che non si trattava di qualcosa di grave. Per sicurezza comunque il piccolo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova per accertamenti. È tutta te la linea. Bene, grazie. Prosegue il nostro viaggio alla scoperta degli istituti cattolici della diocesi. Oggi la rubrica Una scuola per tutti ci porta a Casarza Ligure per scoprire l'attività dell'asilo parrocchiale Sorelle Berisso. Lo spirito di accoglienza guida il servizio dell'Istituto Sorelle Berisso di Casarza Ligure, che, con le sezioni del nido, primavera e materna, ospita i bambini dal 1° al 5° anno di età. Far sentire i bambini a casa per permettere loro di trascorrere giornate piacevoli e stimolare il loro apprendimento. Considerato che i bimbi da noi entrano alle 7 del mattino e vanno via alle 5 del pomeriggio, la cosa principale è l'accoglienza. Devono sentirsi accolti, sentirsi rispettati, vedere dei volti sorridenti. Comunque l'accoglienza comprende anche questo, e non devono essere soprattutto sentirsi giudicati né loro né le famiglie. Miriamo noi soprattutto alla centralità della persona, del bambino, a 360 gradi. Quindi noi siamo anche disposti da sempre, da diversi anni, ad accogliere i bambini che hanno bisogno di attenzioni speciali, oltre a quelli che vengono considerati tra virgolette bambini tranquillissimi e normali. Accoglienza che si esprime anche a livello dei servizi offerti dalla scuola. Un orario abbastanza flessibile, con possibilità di prescuola per venire incontro alle necessità dei genitori, un'attenzione all'alimentazione e al riposo dei ragazzi. La formazione che l'istituto offre non si esaurisce con gli scolari, ma si estende alle famiglie e al personale docente. Vengono delle pedagogiste esterne che hanno, per esempio, propongono ai genitori come sportello pedagogico per sostegno alle famiglie. Abbiamo noi come scelta, come corpo docenti, facciamo mensilmente un incontro con una pedagogista psicologa che aiuta, fa una supervisione sul nostro lavoro, perché crediamo che in questo lavoro, oltre alla passione, ci deve essere sempre un rincorrere qualcosa. Non possiamo mai dire di va bene così, si è sempre fatto così, oppure siamo già arrivate. Vogliamo migliorarci sempre di più per dare un servizio migliore alle famiglie, perché la società è cambiata e di conseguenza questi bambini hanno troppi e tanti stimoli. La comunità di San Rufino a Levi organizza per domenica prossima un pranzo solidale finalizzato alla raccolta fondi per i lavori di restauro della chiesetta nel quartiere di San Terenziano. L'appuntamento è alle 12:30 nel salone parrocchiale. Il menù sarà a base di sapori e profumi d'autunno. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero 0185 16 76 273. Occorre chiamare dopo le 19 entro venerdì, cioè entro domani. C'è ancora qualche posto disponibile. Tutti i dettagli comunque anche sul nostro sito teleradiopace.com, dove potete trovare anche gli aggiornamenti di oggi. Noi ci ritroviamo col telegiornale invece alle 19:15 sempre con Tiguglio Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.